Allora, il discorso appunto perché certi comuni riescono a ottenere determinati provvedimenti in un modo o nell'altro, poi lo si viene a sapere, e fanno sistema, massa critica, e non solo i comuni, ma nel caso parliamo di questo, mentre da noi è tutto più difficile. Adesso lei è particolarmente battagliera in rappresentanza dell'ANCI, per cui è riuscita con caparbietà ad ottenere certi provvedimenti, ma con tanta appunto impegno e caparbietà. E lo racconto ogni tanto questo episodio. Eravamo ad una riunione a Roma, sono stata mandata dalla Presidente in rappresentanza appunto dell'ANCI Veneto e sono intervenuta come Veneto, come comuni veneti, e c'era Fassino che è il presidente nazionale di ANCI, dell'Associazione dei Comuni, e poi c'erano i vari sindaci del resto d'Italia. Allora mi ricordo, io ho fatto l'intervento dicendo che noi vogliamo l'introduzione dei fabbisogni di costi standard, cioè che i tagli dei trasferimenti vengono stabiliti in base a quello che effettivamente si spende, con dei parametri che siano uguali a livello italiano, tanto in Veneto quanto in Sicilia. Allora mi ricordo che poi si è alzato, dopo che io ho fatto questo mio intervento, il sindaco di Lecce dicendo: ma no, ma cosa servono i costi standard? Ma non servono assolutamente a niente, ogni comune ha le sue peculiarità. Allora la difficoltà cos'è? Che poi ognuno tende a portare acqua al suo mulino, quindi tu ti scontri con delle esigenze che sono magari l'opposto di quelle del tuo territorio. E lì L'opposto addirittura. completamente l'opposto. Noi veneti vogliamo i costi standard perché riteniamo che i trasferimenti devono avvenire con lo stesso importo, gli tagli devono avvenire con della stessa entità. Non è che ci siano comuni di serie A e comuni di serie B, per non parlare della questione delle regioni a statuto speciale. E poi dall'altra parte ti trovi comuni che non ne vogliono proprio sapere perché magari sono stati beneficiati nei decenni precedenti con la spesa storica, con i trasferimenti che ci sono stati, con il risultato che adesso si oppongono a qualsiasi cambiamento che li vada a penalizzare. E lì la bravura è quella di continuare a battagliare in quei tavoli a livello istituzionale per riuscire a portare a casa qualcosa. Però bisogna farlo come squadra, come Ma perché poi regione, giù con le varie... riescono ad ottenere lo stesso? Hanno una capacità di fare sistema che a prescindere dal colore politico riescono. Quando c'è un provvedimento che riguarda il Sud, ad esempio, fanno sistema, non c'entra Sono il colore compatti. politico, sono compatti e si Mentre da noi decide. prevalgono le voci appunto politiche, oppure comunque siamo scissi, insomma, non abbiamo massa critica. Sì, io confido anche nella nuova classe politica a livello veneto, che viene dalla gavetta, che viene dall'amministrazione pubblica, che viene dai comuni, dalle amministrazioni, che riesca veramente in qualche modo a fare sistema a livello veneto per rappresentare questo territorio. Perché poi quando tu sei amministratore pubblico, sei stato sindaco, un amore particolare per il tuo territorio ce l'hai e quindi poi secondo me comunque lo difendi. È vero che tante volte vieni a ricoprire degli incarichi che ti dimentichi i ruoli che hai svolto nel passato, però se di fondo hai la passione, veramente poi il tuo territorio lo difendi perché lo senti tuo, perché è una parte di te. E quindi lo vivi come un affronto al fatto che magari altri territori d'Italia ottengono di più del tuo territorio. Quindi per quello ti batti. Ecco, ma allora a questo punto andiamo anche su quello che è stata l'osservazione. C'è stato proprio questa mattina, sì, ieri, un'osservazione da parte del sindaco di Firenze che ha detto: eppure il Presidente del Consiglio è stato sindaco proprio di questa città, ma noi ci troviamo penalizzati e non comprendiamo come chi è stato sindaco non capisca certe dinamiche di tagli cioè non omogenei nel territorio, chi deve dare di più, chi deve dare di meno. Sì, E questa è la stessa cosa, tutti si aspettavano lo stesso, ma come anche quando è stato Del Rio, no? Che è stato nominato ministro, dicevano: beh, finalmente venendo dalla gavetta, poi da tutti i passaggi, comprenderà cosa vuol dire. E invece sembra che ci sia una nemesi. c'è questo cambio di prospettiva per cui poi in base al ruolo che si ricopre può capitare. Secondo me non tutte le persone sono uguali. Nel senso che poi dipende dall'attaccamento che tu hai per il tuo territorio, dipende dal ruolo che vai a svolgere, quindi io non generalizzerei, cioè magari chi si ricorda molto bene da dove è provenuto, Riesce in qualche modo a mantenere sì, i contatti. quanta fatica ha fatto per arrivare, i legami che ha col territorio, perché dopo è importante conservare questi rapporti. Io vedo dei parlamentari che comunque mantengono, una volta che vengono eletti a Roma, mantengono i rapporti con il territorio, ne vedo altri che poi non li vedi più. Secondo me anche questo è un aspetto molto soggettivo. Quindi vivere la realtà come diceva sempre, essere sul pezzo, cioè sempre a contatto con i cittadini, Sì, con la poi ci gente. vuole Questa. un'energia, una passione che non sono comuni.
infatti. Cioè deve essere veramente qualcosa che tu senti dentro, perché sennò veramente è tanto impegnativo come vita, però la devi vivere secondo me pensando che tu stai veramente svolgendo un servizio per la collettività, che puoi veramente cambiare la vita alle persone, magari per poco, di poco, però qualcosa lo puoi fare. Secondo me questo è l'aspetto bello di chi fa politica per passione. Ecco, stiamo sempre su quel discorso, parlavamo di leggi, di risultati anche poco, però risultati importanti. Documento di economia e finanza ha fatto trasalire in parte alcuni ed altri, adesso non si capisce cosa succederà, staremo a vedere, eccetera. Fassino si è pronunciato in questo senso dicendo che ci deve essere la rivolta dei sindaci, cioè i sindaci sono arrabbiati, così non sta bene. Cos'è che non va bene per l'ANCI in quanto è stato prospettato? È il problema che si ripropone ogni anno quando deve essere impostato il bilancio, che in qualche modo si dice ai comuni italiani, comuni dovete contribuire alla finanza pubblica. Ecco, parlo sempre di contributo alla finanza pubblica. Però Massino ha detto abbiamo contribuito fino a ieri. Esatto, quello che noi continuiamo a dire è questo, e spero che anche in questo caso, facendo la nostra battaglia, riusciamo a in qualche modo mitigare la norma. Dal 2010 ad oggi i comuni in qualche modo tra patto di stabilità e tagli di trasferimenti sono stati penalizzati per 17 miliardi. In realtà poi se noi andiamo a vedere la spesa pubblica, i comuni contano per un 7%, un 7,6%, quindi poca cosa. Se andiamo a vedere il debito pubblico, anche qui noi centriamo per il 2%, quindi pochissimo. Ma possibile, con tutto un apparato statale che c'è, non si vada ad intervenire su quello e andiamo invece sempre sugli enti locali, che sono quelli che danno il servizio al cittadino. Poi non si generalizza, per cui c'è chi è più bravo, c'è chi è meno bravo, chi magari può avere qualche spreco, chi non ce l'ha. Però di questi tempi, soprattutto i comuni di medie dimensioni, piccole e medie dimensioni, ma che sprechi volete che abbiano? Le spese di rappresentanza non ce le ha più nessuno, le spese elettorali non esistono, le macchine blu non esistono, è tutto un tentativo di dare dei servizi ai cittadini, di pagare il personale, di mantenere le strutture degli enti, è questo quello che fa un comune. Allora, continuare ad andare... Soprattutto quelli poi più piccoli, Sì, medie, piccoli, perché dopo anche quelli di medie grandi. dimensioni, continuare a dire ai comuni dovete contribuire, questo comporta per noi che cosa? Aumentare le tasse? Perché dopo di fatto è questo. Allora lo Stato centrale ti dice sempre ma noi non abbiamo aumentato le tasse, però glielo fai fare i comuni, perché se tu tagli i trasferimenti è ovvio che poi un comune deve garantire il pareggio di bilancio perché i dipendenti sono quelli, le strutture che tu hai, sto pensando non so alle scuole, riscaldamento, l'elettricità, non vanno pagate, cosa fai? Cosa tagli lì? È impossibile, i mutui delle opere pubbliche che nel passato se ne facevano sempre. Quindi alla fine pensare ai centinaia di migliaia di euro nei comuni medio-piccoli, non riesci neanche a tagliarli, è quello il fatto. Allora pensiamo ad altri apparati, adesso non lo so, mi vengono in mente le prefetture, ma giusto per citarne, insomma incominciamo ad entrare anche su altri sistemi e vedere se anche lì, visto che la provincia è stata ridimensionata, proviamo ad andare a vedere se si riesce a ridimensionare anche altro, un po' alla volta. Si sa che dalla sera alla mattina sarebbe bello con un tratto così di penna cancellare, finito tutto, però dietro anche agli enti ci sono delle persone, non è che del destino e della vita delle persone dalla sera alla mattina puoi dire basta. Bisogna trovare anche delle soluzioni, ci vuole del tempo. Dopodiché non bisogna abusare del tempo, quello sì. Si è detto che anche relativamente alla figura del segretario veniva La figura del segretario comunale, ecco, anche lì come ANCI abbiamo preso posizione perché nei comuni esiste questa figura del segretario comunale che in termini semplici garantisce che gli atti che vengano adottati da un punto di vista legale, da un punto di vista giuridico, da un punto di vista amministrativo siano corretti. Perché un sindaco può essere anche laureato in legge, può avere anche delle conoscenze, i vari funzionari comunali possono avere delle competenze, però è necessaria una figura che in qualche modo garantisca la correttezza degli atti che vengono adottati. In passato c'era tutta una serie di organismi, Coreco ad esempio, c'era questo comitato che andava a controllare gli atti dei comuni. Adesso questo non c'è più, per una questione di semplificazione amministrativa, abbiamo la figura del segretario comunale. Ci vuole. Allora costava tanto. Ecco, allora può essere pagata meno, allora io non dico che come sta avvenendo adesso che tutti devono fare gratuitamente, perché poi anche le persone devono vivere.
e una persona che dedica anche tanto tempo in un'attività, che studia, che si documenta, che consegue un titolo di studio, va riconosciuto, l'attività intellettuale in Italia deve essere riconosciuta, però da qui dire è uno spreco, andiamo ad eliminarlo, secondo me veramente si rischia che poi i comuni in qualche modo vengano compromessi nella loro attività, quindi è fondamentale avere delle figure di riferimento, ridimensioniamole, si paga meno, anziché qualche migliaio di euro si va a riconoscere un'entità inferiore, però ci vogliono delle figure di garanzia. Voi l'avete fatto notare questo, che prospettive ci sono allo stato attuale e cosa succede adesso? Allora, adesso è in fase di discussione questo, perché poi è importante avere ad esempio anche la figura del segretario comunale come persona di fiducia del sindaco, cioè tu hai bisogno di qualcuno con il quale ti puoi confrontare, che hai anche un rapporto umano, dove quotidianamente ti rapporti. Pensare ad esempio che venga istituito un albo nazionale dove ci siano queste figure che vengono pescate così a sorteggio, magari di altre regioni. Perché anche questo c'è stato. Certo, questa è magari anche la proposta, come sta avvenendo per i revisori dei conti. Diventa difficile poi rapportarsi, avere dei consigli, perché poi bisogna trovarsi al lato pratico delle cose, perché vista da di fuori è una cosa, però poi quando tu ti trovi ad amministrare hai bisogno anche di confrontarti con qualcuno, quindi vederla anche di persona, affrontare il problema, discuterlo, analizzarlo. Pensare di avere magari un funzionario che è di un'altra regione, di un'altra provincia, che tu senti al telefono quando può, quando riesce, si rallenta tutto quanto sì, il ma lavoro. diventa ancora più difficoltoso fare l'amministratore locale. Poi veramente chi trovi ad amministrare poi? Perché alcuni invece non erano d'accordo nella figura del segretario e da là è nato tutto? Ma io, perché questo hanno sentito poi più che altro l'ho cittadini. sentito a livello di orientamento nazionale, statale, questo di abolire questa figura, però secondo me è un modo per togliere ulteriore autonomia ai sindaci. Esatto, spieghiamo questo. Sempre in questa logica di dire il sindaco, se proprio deve avere qualcuno che in qualche modo da un punto di vista giuridico, legale, dà un supporto, deve essere una persona che comunque appartiene ad un albo nazionale che viene decisa in base a che criteri non si sa. Non ci deve quindi essere un rapporto fiduciario, non ci deve essere un collegamento col territorio. Ma perché questo? Ma perché dobbiamo sterilizzare in questa maniera il territorio? Per cui a livello centrale deve essere deciso tutto. Io voglio che i miei cittadini possano avere degli amministratori che conoscono e che conoscono le dinamiche del territorio, quello che succede sul territorio. Ma cosa può sapere uno che è a Roma? Ecco, e qua torniamo all'eterno problema che è il problema italiano tipico, questo è correttissimo, è giusto, rientra in una logica di principio, poi ci troviamo in un sistema Italia che è fatto di tantissime realtà, dove c'è il problema della corruzione. E questo è un altro grandissimo problema che riguarda tanto il pubblico, anche il privato in modo diverso, però qua siamo nel settore pubblico. Come ovviare a questo? Perché ci sono comuni dove avvengono delle faccende, vabbè, abbiamo casi della Sicilia, in Calabria, infiniti, dove succede di tutto e di più, e i cittadini, proprio perché sono amministrati da chi conosce il territorio, non possono, sono imbavagliati, non possono fare niente, si sentono quasi ricattati, vincolati, non parlano, hanno timore. Ci sono situazioni paradossali. Sì, allora, per quello dico, l'altra riflessione da fare è proprio questa. Allora, noi per garantire imparzialità, per garantire rigore, per garantire rispetto delle regole, diciamo chiamiamo uno da fuori che così siamo sicuri che questo venga garantito. Esatto. È imparziale, è fuori dal coinvolgimento di interessi di ogni tipo e quindi non può. Perché alcune realtà in Italia hanno bisogno di questo. Lo facciamo tutti. Perché ci sono delle realtà che, a mio avviso, se noi mettiamo un funzionario, un commissario tedesco a gestire certe realtà italiane, secondo me risolverebbero. Riuscirebbero in qualche modo a dare delle indicazioni, non so le popolazioni come lo prenderebbero, però a mio avviso mettere un amministratore che abbia una determinata mentalità, anche europea, magari in alcune realtà cambierebbe. Però da qui a dire che perché ci sono dei casi in cui magari noi abbiamo degli amministratori che sono dei corrotti, allora tutti sono corrotti, per cui è necessario avere delle persone che siano altro, io non sono d'accordo. No, ma perché dobbiamo penalizzare tutto un paese perché ci sono delle realtà che non funzionano? Vai a colpire quelle, ci metti un commissario là. Dopo, quando ci sono i commissari, noi lo vediamo quando un comune viene commissariato, il commissario poi agisce tenendo conto in primis del bilancio.
tenendo conto di quelle che sono le regole. E poi bisogna vedere i cittadini cosa dicono, se sono contenti o meno, perché è un rapporto completamente diverso. Una cosa è l'amministratore locale, dove hai anche il rapporto umano, hai anche, come posso dire, instauri anche un rapporto di feeling perché condividi tante cose. Cioè, se io penso anche alla mia comunità di Casalserugo, anche le vicende umane che capitano, persone che stanno male, che si ammalano, tu vivi con i tuoi concittadini perché li conosci, perché si confidano con te, c'è un determinato tipo di rapporto. Altra cosa invece, una persona che viene da fuori gestisce in base a delle regole, del bene o nel male sono quelle. Cambia perché amministrare vuol dire anche interpretare, amministrare vuol dire prendere delle decisioni in base al contesto che tu hai. Era il discorso che si faceva prima. Allora, l'amministratore pubblico deve applicare delle regole, perché è soggetto alla Corte dei Conti, perché c'è la procura, perché lo deve fare, perché è giusto che ci siano delle regole uguali per tutti. Però è altrettanto vero che tu devi conoscere la tua situazione, cercare di interpretare le norme in modo tale che va incontro al cittadino, non lo bastoni. Devi riuscire a capire quali sono le priorità. Ecco la funzione dell'amministratore pubblico, che non è un robot. Infatti questo Che metti dentro la regola e la... No, devi tener conto delle circostanze, questo deve fare l'amministratore pubblico e soprattutto deve decidere. Un amministratore pubblico è chiamato a decidere, questa è la cosa più difficile. Perché nel si bene... assume le responsabilità, certo, perché nel bene o nel male, lui è chiamato a prendere delle decisioni per conto della collettività e questa è la grande difficoltà. Assolutamente. Andiamo in pubblicità, poi abbiamo pochi minuti un po' per tirare le fila e vedere le ultime cose. Tra poco.